Amici bellini, buonasera. Dai, beh, ho aspettato come al solito. Bisogna sempre aspettare perché poi le primizie, le notizie e i rumors, che sono sempre rumors, poi si susseguono. È meglio che cominciamo, Allora, con tutta calma, senza farci prendere dal panico, George Gadilia, non so se poi è georgiano perché molti georgiani si stanno iscrivendo al canale, fatelo anche voi, Azzurro Fluido su YouTube, e ditelo pure ai vostri amici perché secondo me fa bene, perché noi cerchiamo di parlare della situazione del Napoli anche anticipando certe cose. Alle volte delle intuizioni vengono confermate dai fatti, altre volte no. Per esempio, lasciate un like che vi faccio vedere un estratto. E per quanto riguarda i possibili sostituti, visto che non è il primo anno, perché tutti gli anni abbiamo sempre detto quest'anno se ne va Koulibaly, quest'anno se ne va Koulibaly, e non se n'è mai andato, ne abbiamo già parlato in passato, e l'idea di Senesi, per uno che gioca a sinistra, che imposta anche bene, mi è sempre piaciuto come impostazione del gioco, era l'idea che mi era sempre piaciuta di più. Insomma, da questo estratto, dove ero ospite, insomma, dagli amici del Caffè Napoli 1926, mi si chiedeva della sostituzione di Koulibaly, che adesso è prioritaria, anche rispetto a quello che ci ha detto Spalletti finora, che insomma era il più bravo di tutti, il mio comandante, il mio capitano, la fascia larga, eccetera, eccetera. Adesso diventa prioritaria, non solo per tranquillizzare i tifosi, ma anche proprio per un fatto tecnico, perché lì ci devi mettere un titolare, a meno che il Napoli non decide di promuovere Juan Jesus a titolare di quel ruolo, e a quel punto un po' di ridimensionamento lo dobbiamo ammettere, ma noi con calma andiamo a vedere tutte queste cose. E nella giornata in cui Koulibaly, non so se l'avete visto, potete andare, senza che ve lo faccio vedere io, insomma, potete andare sul suo Instagram ufficiale, ha salutato un po' tutti, la città, i tifosi, ha detto è il momento per una nuova avventura, e noi gli facciamo un grande in bocca al lupo. Tra l'altro, prima che mi rimetti, perché questi video sono fatti a braccio di Koulibaly, il famoso braccio extra large, più tardi, verso le 9:35 italiane, dovrei essere ospite a Canale 8 da Silvermele, quindi tenete d'occhio il canale Telegram in descrizione, magari scappa un link. Quindi si parla di Senesi, si torna a parlare di Senesi come era plausibile, perché il Napoli spesso, quando vedi arrivano le notifiche al canale Telegram, è giusto così, si può piangere come bambini per una cosa. Allora Diego, un amico abbonato che risponde, perché ho mandato agli amici abbonati, avete visto la cosa di Koulibaly, si può piangere come un bambino, a queste cose gli voglio bene, sì, si può piangere. D'altra parte leggevo sugli amici la pagina Sgaloppare come il Napoli, ex Sgaloppare come gli Usai, vedevo un video di questo bambino tifoso del Napoli. Se n'è andato Koulibaly? Se n'è andato a Napoli? E che fa? Ragazzi, un mese qua, non giorno non vedito, mi sa appezzonato. Dove è andato? Al Chelsea. Al Chelsea? E che fa? Mo arrivo di bala? Non è da su di Bari. Poi è vero. Al di là della considerazione tecnica del giovane tifoso su Dybala, alle volte non basta, cioè il cambiare un idolo con un nuovo giocatore che può stuzzicare la fantasia del tifoso non sempre basta, e noi questi tifosi più giovani molto spesso non li consideriamo nemmeno più, e invece sono i tifosi del domani che tu devi fidelizzare, perché noi la vecchia guardia, insomma, io tengo quasi 40 anni, sarò tifoso del Napoli per sempre, ma non è detto che i giovani tifosi riescano a creare questo bond con la squadra indissolubile senza certi personaggi e senza certi risultati. Quindi staremo a vedere. Per quanto riguarda Dybala e Navas ci arrivo, perché c'è un discorso da fare secondo me di logica. Quindi parliamo di Senesi, è un ritorno di fiamma, perché il Napoli spesso si informa su certi giocatori che piacciono e magari la trattativa non va in porto subito, ma se il giocatore non cambia squadra, il Napoli spesso può tornare sui suoi passi e riprovarci con discorsi
discorsi avviati in passato che magari si possono concludere quando si ha un po' più di liquidità, e in questo momento il Napoli è da considerare con un po' più di liquidità, e quindi il discorso Senesi potrebbe tornare in auge. E si dice che gli intermediari italiani di Senesi sono stati visti a Di Maro. Non ho capito se sono andati prima a Roma o se dovranno poi andare a parlare anche con la Roma, perché pare che su Senesi ci sia questo scontro tra Napoli e Roma, ed è sintomatico di un possibile scontro che avverrà in tutto il campionato per quel quarto posto tra Napoli e Roma. Roma che ha una piazza contenta, hanno apprezzato la vittoria della Conference League, apprezzano, diciamo, questo nuovo progetto americano con Mourinho in testa che sa fare della comunicazione il punto forte, e quindi adesso leggevo addirittura di un probabile rinnovo per Zaniolo che era in uscita, si parlava di Juventus, quindi c'è questo intreccio Zaniolo, Dybala, Juventus, Roma e Napoli per questo trequartista, per questa figura del trequartista. Dobbiamo stare a vedere, aspettiamo. Senesi in questo momento è priorità ancora più di Dybala, perché non se ne parla, cioè non c'è proprio dubbio che dobbiamo muoverci sotto questo punto di vista, quando il coreano, insomma, pare sempre più vicino al Rennes, che sembra non si sia fatto problemi per pagare la clausola rescissoria, e quindi stiamo a vedere gli aggiornamenti che minuto dopo minuto cambiano, e quindi noi dobbiamo stare a vedere. È uscita azzurro fluido, grazie Luca Leardi che me l'ha segnalato. Voi mi direte tutte le cose che io mi perdo, e io tra una serata e l'altra cerco di leggere tutti i vostri messaggi. Apprezzo tantissimo anche quando mi contattate in privato per darmi degli spunti, e non c'è dubbio, a un altro spunto mi era venuto sulla posizione di Elmas, che pare che il Milan sia interessato. Oggi c'è stata anche la presentazione di Kvaratskhelia, l'ho detto bene, Kvaratskhelia, dopo la Z metteteci un H, Kvaratskhelia, non è facile, lo so, però non chiamatelo Kvaratskhelia o Kvaratskhelia, proprio brutto, proprio così, un po' di impegno, perché il ragazzo ce l'ha spiegato bene con un meme, e quindi rispettiamo questa cosa qua. Non vi posso tanto commentare la conferenza, perché purtroppo dobbiamo registrare, voi lo sapete, io ho grande rispetto di tutte le professionalità, e fare la traduzione simultanea non è una cosa facile per nessuno, però era evidente la difficoltà in italiano della traduttrice Giorgiana, e quindi in molte risposte io non ho proprio capito qual era la risposta. Ora lasciamo perdere che probabilmente il ragazzo magari è stato anche vago sotto certi punti di vista, perché una Claudia Vivenzio che gli ha fatto proprio la domanda mia, gli ha fatto proprio la domanda: ma ti vedi anche un po' sotto punta, magari prima punta, proprio la cosa, un bacio a Claudia che vuole andare nelle cose tattiche, io adoro. E guarda Schelia, io per primo sbaglio, è stato molto vago, sì, mi piace là, però mi metto a disposizione dove serve sto, e qui è la risposta di Gaetano, è una risposta che piace a Spalletti e non va nello specifico. E poi Calcio Napoli 24 fa praticamente la stessa domanda subito dopo: ti abbiamo visto anche a destra, bravi, seguite, lasciate i like. E quindi non sappiamo, perché la traduttrice poi non è stata, poi anche per quanto riguarda il nome sulla maglia non si è capito come risposta se alla fine sceglierà quello breve Kvara oppure se metterà il nome per esteso. Lo scopriremo solo vivendo, quando magari ci presenteranno le magliette nuove, perché di solito si utilizzava, vi ricordate la presentazione dei giocatori con la maglietta con il nome, giri, fai vedere il numero, il 77, è il mio preferito ma è l'unico che era rimasto. Non ho capito una serie di risposte, ma tant'è, probabilmente per le magliette dobbiamo aspettare Castel di Sangro, non c'è problema. Per inciso, è capace pure questo Napoli in quel periodo, poi ci organizziamo, ve lo farò sapere, lo saprete in qualche modo, lo verrete a sapere e magari ci incontriamo, perché è dopo. Per quanto riguarda poi la situazione dei portieri, Spalletti è stato super chiaro, Giuntoli anche, e quindi non è detto che debba arrivare un secondo di Meret. E se si parla di Navas, ragazzi, io vi dico, non è un profilo da Napoli, non può essere, l'ingaggio altissimo, eccetera eccetera, e quindi io tendo ad escludere certe operazioni che non sono nel nostro budget, perché se noi non possiamo permetterci di rinnovare Ospina, per esempio, e allora non ti puoi permettere Navas. Dobbiamo però aggiungere una cosa a margine: in questo momento storico il Napoli qualcosa deve fare, non solo
per i tifosi che sono in subbuglio, ma anche per una questione tecnica e di leadership. Quindi se nel capo essere pure che Ospina dice no, io anche se tu mi offrivi quello che mi offrivano in Arabia Saudita me ne voglio andare, il discorso simile secondo me a quello che ho fatto per Koulibaly, perché può essere pure che uno ha voglia di una nuova avventura e di cambiare proprio aria perché a Napoli ha sentito di aver fatto il massimo possibile. Può essere pure che Navas si innamora del Vesuvio e vuole venirsi a ridurre l'ingaggio, o glielo paga il Paris Saint-Germain. Ipotesi un po' fantasiose che a questo punto possono essere, perché Napoli ha bisogno di leadership, specialmente in difesa, e se Meret non la garantisce e ti viene a mancare Koulibaly, JJ è sicuramente un giocatore di personalità, però potrebbe non bastare. Allora è plausibile, la dichiaro così, plausibile che il Napoli lì possa decidere di fare uno sforzo economico e mettere un giocatore importante. È chiaro però che di fronte a questa situazione, se arrivasse un Navas o si parlava di Kepa, qualunque sia il portiere scelto, a quel punto però Meret è fatto fuori, perché se arriva Navas Meret non gioca un minuto e non c'è dubbio. Che fai? Metti Navas solamente in Champions League, oppure arriva la Champions e fai giocare Meret? Sembrerebbe un po' strano. A quel punto ne devi comprare due, perché Meret a quel punto rinnovo è fatta, dove stanno le firme eccetera eccetera. Risulterebbe una contraddizione tra quelle che sono le volontà della società, cioè di puntare su Meret e valorizzare la spesa fatta, e poi quelle che sono le esigenze dell'allenatore, che Spalletti ha detto il portiere, cioè Meret è giovane e affidabile, però il portiere ne servono due bravi, così io posso scegliere, e lì il discorso è così. Possiamo estendere questo discorso anche per Dybala, dove però io sono andato un pochino più nello specifico per quanto riguarda Dybala nei miei pensieri, oltre a pensare ok, magari De Laurentiis vuole fare il colpo che tranquillizzi la piazza, dare un regalo a Spalletti che possa esaltare anche le qualità di Osimhen dietro di lui, i calci di punizione che sono importanti eccetera eccetera. Il discorso che faccio io più che altro è: Dybala vuole venire nel momento in cui si vede intorno, si guarda intorno, e gli altri giocatori lo sanno la situazione che sta a Napoli. C'è il video di Bruno Fernandes che insomma ci dice: avete perso Mertens, insomma avete perso Koulibaly, cioè un Kvaratskhelia che praticamente anche lui ha detto Koulibaly è proprio forte e non se lo ritrova in ritiro, un po' può essere che ci rimane male. Allora Dybala decide di venire al Napoli quando non ci sono più gli Ospina, gli Insigne, i Mertens, pure di Mertens adesso si parla che abbia addirittura chiesto 2,9, non sappiamo se è vero, ma insomma si allontana il discorso di Mertens. Viene a mancare Koulibaly, Dybala viene al Napoli a fare lui poi il leader che non è mai stato nella Juventus, diciamo la verità, quindi una sfida particolare. Potrebbe essere un discorso di ripiego. Io faccio un discorso diverso, al di là della volontà del giocatore che non conosciamo, quindi può essere che magari gli possa interessare magari più andare all'estero che non rimanere in Italia e fare un gradino indietro rispetto alla Juventus. Il Manchester United era interessato a Dybala e addirittura aveva fatto un'offerta alla Juventus in tempi non sospetti e fu Dybala a rifiutare, se ricordate bene. Dybala dice no, io voglio continuare qua, mi gioco le mie chance, sto bene con il contratto eccetera eccetera. Il Manchester United ed è notizia di oggi che avevo letto, prende Eriksen, ed è addirittura una scelta particolare perché Eriksen comunque ha avuto dei problemi importanti fisici, però puntano su di lui. Allora vuol dire che in generale su Dybala ci sono dei dubbi per quanto riguarda i top club che non voglio, ed è a zero. Non te lo devi più nemmeno comprare, devi solo offrirgli un contratto, un ingaggio, e lì si deve parlare di diritti d'immagine, si deve parlare di bonus per i procuratori eccetera eccetera. Ma evidentemente i club importanti europei, oltre all'Inter, al Milan e alla Roma, forse qualche dubbio su Dybala ce l'hanno, e io ho gli stessi dubbi. Non sono sicuro che Dybala è uno che compri e ti fa la differenza e ti dà continuità di rendimento in campionato, per quei dubbi anche sul Covid di cui abbiamo parlato molto spesso. Quindi io capisco l'esigenza da parte dei giornali e da parte del Napoli di legare il Napoli a certi nomi importanti, perché la piazza in questo momento ne ha bisogno, però non sono sicuro che Dybala sia quel nome. Poteva esserlo Mertens in parte, il ricomprarsi Mertens poteva aiutare la piazza a digerire anche
la cessione di Koulibaly. In questo momento servirebbe qualche nome nuovissimo di cui non se ne è parlato proprio per ridare un po' di entusiasmo e per dare forza tecnica a questa squadra che qualche colpo ce l'ha in canna da sparare sicuramente. L'abbiamo visto, il georgiano è interessante, Osimhen potrebbe esplodere quest'anno, a centrocampo speriamo non succeda niente con Fabian. Elmas pure te lo dovresti, perché tu parli di Zerbin, Gaetano abbiamo capito, ma Elmas e compagni hanno fatto già vedere delle cose. E poi in difesa dobbiamo registrare questo nuovo arrivo che dovrà arrivare, oltre a Ostigad che ancora non è ufficiale, e registriamo che lo spogliatoio è stato dato in mano a Di Lorenzo, che per quanto mi riguarda, grandissimo calciatore, un soldatino vero, uno di quelli che si mette lì e fa il suo dovere davanti e indietro, aiuta eccetera eccetera, ma io non l'ho mai visto leader assoluto. La squadra deciso, Spalletti lo ha confermato, non è detto che, però non è uno di quelli che si mette là e parla inglese, parla africano e parla francese, parla non lo so, può essere, chiediamo a Giuffrida quante lingue parla Di Lorenzo, però mi sembra un entrare nella nuova stagione con un'incognita in più. Il discorso Zielinski, che per anzianità, anche per presenze europee, per possibilità di dialogo con tutti gli altri eccetera eccetera, poteva essere una scelta logica e poteva anche essere una scelta simile a quella che fu per Hamsik, dove ti do la fascia di capitano e tu fai uno step. Poteva essere lo step per Zielinski per crescere definitivamente e imporsi, come fu per Hamsik. Non è stata fatta. Allora io lo dico a margine, chi è arrivato alla fine del video mi creda o meno, per me Zielinski prende troppi soldi di ingaggio per avere la fascia di capitano in questo Napoli che sta ricostruendo tutto da capo e che deve sperare in un po' di mazzo e che tutte le operazioni si incastrino bene per poter poi andare a fare un campionato di grandissimo livello. Da New York, Valerio Fluido è tutto, ci vediamo poi sulle solite cose, calma, senza fare striscioni eccetera eccetera, calma, però un pochino di preoccupazione è legittimo averla, se l'avete io vi capisco. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Prendi più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.